La lunga ispezione di polizia locale ULSS 3 al Cannabis Store di Calle dell'Anconeta si è conclusa dopo le 20 di ieri sera con il sequestro dell'esercizio per quelle che il sindaco Luigi Brugnaro definisce gravi irregolarità. A motivare il provvedimento è la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento comunale di igiene, ovvero acqua corrente, spogliatoio e servizi igienici ad uso del personale. Un intervento definito ipocrita dal consigliere comunale a 5 Stelle Davide Scano, che difende i gestori del discusso punto vendita di prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC. Si spaccia illegalmente in tutto il territorio comunale, che è diventato il fulcro, diciamo, dello spaccio di tutto il Veneto, e poi però si va a perseguire un'attività economica lecita usando in modo ritorsivo, a nostro avviso, la polizia locale. Le stesse irregolarità riscontrate in quell'esercizio sono presenti probabilmente in centinaia di altre attività del centro storico veneziano, no Tascano. La verità è che si è voluto colpire il tipo di commercio. A difesa del Cannabis Store si schiera anche Matteo Secchi di Venezia.com, che ricorda come per secoli la Serenissima fosse nota in tutta Europa per il suo liberalismo, prima di abbracciare una mentalità provinciale che non le appartiene. Quando era grande, tutti sanno che Venezia era famosa per avere fumerie, per avere prostituta, cioè un luogo di perdizione. Non voglio auspicare che Venezia diventi questo, no, però fa sorridere questo moralismo fatto in fatalità nel momento più basso della storia veneziana. Noi siamo piccolissimi, ridottissimi e ridicolissimi, e però siamo grandissimi nel fare moralismi a noi stessi e agli altri.